Saluto e ringrazio Giorgio Tronca. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera Tronca, del Grande Nord Partito dei Veneti. Lei ha a che fare col volontariato in qualche modo, indirettamente? Io con il volontariato direttamente ho a che fare perché ho partecipato molti anni a un'associazione che cura particolari problemi che nell'ambito del lavoro, gli invalidi del lavoro, l'istituzione l'ANMIL, e io ho collaborato per parecchi anni all'interno di questa per 15 anni circa, dunque conosco qualcosa. È ammirevole, se ammirevole tutto quello che si sta visto fin adesso. I fischi per il governatore Zaia, secondo me era indirizzata a lui, perché non si può, dopo direttore, andremo a votare, voteremo in maggio, quello che andremo sarà passare quasi 1000 giorni che il numeretto comincerà ad avere 4 cifre. Sì, noi li contiamo. Sì, sì. Continua pure a contarli chi veda. E ora dico possibile che adesso, in questo momento qua, ora delle elezioni, se tutti cagli, no? Gli viene fuori a tutti quanti, fa questi incontri, queste grandi kermesse, tutte queste robe. Ma adesso vieni fuori, cioè, fin adesso cosa hai fatto questa gente qua? Cioè che se sta da un mandato, cosa hai fatto? Tutti parlano, dice tutti santi, no? Tutti parlano, dice ma de concreto, autonomia, che dopo guardiamo anche il governatore Luca Zaia fa parte di un movimento, no? Nel quale facevo parte anche io. Questo movimento qua aveva, non so se ho ancora, perché uno statuto che nel primo articolo, cioè nell'articolo 1, parlava proprio delle finalità di questo movimento, cioè in uno statuto, potete tutti confermare, il primo articolo generalmente è quello che ha più importanza, tra virgolette, no? Sto primo articolo qua, non so neanche se resta a cambiare, però da quello che diceva questo articolo qua, che dice ancora per me, a quello che sto vedendo adesso, c'è una differenza proprio enorme, cioè neanche parenti tu, ma proprio non sei neanche parenti. E allora dico bravo Salvini, bravi tutti quanti a riuscire a portare avanti questa massa di persone, ma mi domando ai veneti in particolare, come si fa a creare ancora queste robe qua? Cioè come io? Mi rappresento un partito che è il partito dei veneti, dove che pensiamo ai problemi del Veneto, siamo per l'autogoverno, e visto che non mi viene da assolutamente niente, e dico cosa si continua ancora a credere questa roba qua? Cioè, verziamo gli occhi, tutti. Giorgio Tronca, allora. Allora, io questa sera volevo fare un piccolo, ho visto dei messaggi che parlavano di sanità, e volevo collegare un fatto che voglio spiegare a tutti, tentare di spiegare a tutti, un fatto reale, cioè comprovabile in qualsiasi momento. Allora, si parla tanto che la sanità che è in Veneto, un esempio si collega anche con l'ambiente, voglio collegarla anche con l'ambiente perché merita. Allora, Cittadella, devo fare un'ecografia a Cittadella, non che se Cittadella sa vive benissimo dove che è, no? Non che sia la possibilità di farla su strutture pubbliche o convenzionate, una volta alternative, no? Dove devo andare a fare l'ecografia? Devo andare a Padova o Padova Sud, o Padova, distanza 70 km, andata e ritorno chiaramente, no? E ora mi dico, ma se davvero stiamo guardando tutti questi fattori qua, nel senso se stiamo modernizzando oppure stiamo creando dei problemi? 70 km, non è che ti facci in 10 minuti, 20 minuti, vuol dire una giornata di lavoro per andare a farsi una visita. E dico, se è possibile
che in Veneto, con tutto quello che abbiamo del residuo fiscale, abbiamo da trovarci in queste condizioni qua. Cioè, ultimamente veramente mi pare di vivere fuori dal mondo. Non capisco come che si possa concepire un fattore così. Cioè, gli altri che, come tutti, passiamo la giornata al lavoro, cioè non abbiamo neanche più il tempo di respirare, da dedicare alla famiglia, perché non abbiamo più neanche quello, famiglia, non abbiamo più niente. Tutto quello che facciamo che dei ritmi snervanti, di notte non si dorme neanche più, perché si pensa già a quello che si ha da fare il giorno dopo. E penso che questo qua sia un fattore che a tutti. Si dorme ancora con pastiglie, con varie robe che ti fa dormire e dopo ti risvegli che prima di recuperare tutte le forze te da. E ora dicomi, possibile che non riusciamo ad autogestirsi? Possibile che facciamo tanto? Non voglio sembrare quello che se ne frega, anche a me per il volontariato, da buon Veneto, se posso, do una mano, cioè faccio il possibile anche per il bene degli altri. Però se fare bene agli altri mi fa star male a me, non mi permette più di poter fare del bene. Il concetto, non so se lei è chiaro, direttore, però voglio dire, mi devo avere l'energia per poter aiutare. Non posso non avere neanche la forza di poter aiutare coloro che ha bisogno, perché di gente che ha bisogno, direttore, viene sempre di più, sempre di più. Permette, direttore. Bisogna che arriviamo all'autogoverno. Mi perdoni un attimo, Prego. sono passati 838 giorni, non c'è più bisogno di parlare tanto di autonomia, c'è bisogno di fare, c'è bisogno di fare qualcosa di concreto e non è stato fatto niente. A me non me ne frega niente che qualcuno vada in qualsiasi, quando ha la possibilità di sbandierare l'autonomia. È il momento, è già passato il momento di agire e non ha agito nessuno. Nessuno.